mancherà qualcuno. Questa sera avremo anche in anteprima la sigla praticamente che accompagnerà Ultrazoom. Pensate, in 12 anni non avevo mai deciso, ma sempre con Gerardo Tucci, di creare una sigla. Quest'anno, grazie al trio, oramai Le Note di Napoli, grazie all'autore, soprattutto Bruno De Rosa, parte integrante di questo trio, è stata creata una sigla apposta per Ultrazoom. Ringrazio pubblicamente anche per i sacrifici fatti dal trio Le Note di Napoli. A Speranze in Napoli, questo è il titolo, A Speranze in Napoli, perché Napoli ha bisogno di speranza e di certezza, soprattutto di guardare al futuro con un sorriso sulle labbra. D'altronde i partenopei, i campani hanno sempre sorriso anche nei momenti. E dunque siamo ritornati in diretta. Do Re Mi Fa, mi trovo tra Le Note di Napoli, ma soprattutto quelli che rappresentano la musica classica partenopea, non a 360 gradi, ma in modo, diciamo, senza limiti. Bruno De Rosa, Francesco e Roberto. Auguri Roberto. Io, prima che introduco quello che è il nostro brano, dico grazie pubblicamente perché avete accettato subito il mio invito a creare, pensate, dopo 12 anni, non l'avevo mai fatto, a creare una sigla per Ultrazoom. L'ho fatto perché dal primo momento ho capito che davanti a quest'arte, davanti a questa musica non ci sono paletti, non può esserci gelosia, né altromeno si può dire sì però ma. Non esistono né sì però ma c'è soltanto una parola da poter mettere in evidenza. Quando la classe non è acqua, e grazie a voi. Grazie a te. E allora, Francesco, questo brano che sicuramente ascolteremo da qui a pochi istanti, supportato da immagini, sì, supportato da immagini grazie a Gerardo Tucci, che cosa vi ha ispirato? Questo è il nostro autore, questo lo diceva, questo è il nostro autore, per lo stavo dicendo. Bruno, che cosa ti ha ispirato e soprattutto che cosa hai pensato insieme chiaramente ai tuoi colleghi? Ma diciamo che questo è Grazie Francesco per questa parte, voglio dire, grazie. Questo testo è un intreccio, diciamo, Guardiamo in camera, della situazione sociale del mondo, in cui versa il mondo, e della situazione sociale un po' anche di Napoli, e che si va ad intrecciare con il popolo napoletano, che nella partita, nella squadra del Napoli, riesce a trovare una speranza di vita, diciamo, metaforicamente. Perfetto. Vediamo che Bruno di solito di poche parole, stavolta è andato oltre. Sì. Grazie a Bruno De Rosa, ma soprattutto, amici da casa, ascoltate e guardate queste immagini, perché da venerdì prossimo, perché questa di questa sera, gioco di parole, andrà in replica domani sera, martedì 23:30, ma da venerdì ci sarà anche lo jingle praticamente pubblicitario con il ritornello, sempre grazie a Gerardo Tucci e Gianni Orefice, e soprattutto sarà sigla di Ultrazoom. A Speranze Napoli, Le Note di Napoli. Chiedo al mio parterre, al nostro parterre, un applauso perché veramente si è il viatico di quello che sarà. Signori, La Nota di Napoli. Ogni giorno è la lotta per vivere questa città, magro di mano giorno più bello di mano chissà, e se non una mano a chi soffre non può mai parlare, e non solo coraggio ci crede ancora che fa. Zitto zitto si mette a volare, dolce dolce si mette a cantare, un pensiero che senza ragione contento ci fa. E gira in sto mondo qualche cosa sa da fare, e gira e vota che sta nota prima roba da tornare. C'è sta chi muore e chi s'arroba in un momento di libertà, in questo stadio che diventa azzurro e poi ci fa suonare. E vedendo che niente tremano, cantammo sta vita così se ne va, aspettando la speranza di mare, è sempre lui via. Io coraggio diventa paura, con un mondo che la guerra si mette a cercare, e sto cielo che giorno per giorno più azzurro si fa. Oi vita mia,
suona chitarra stasera, non ti ferma. Fammi credere ancora a sto suono, ci voglio puntare. Sento già d'intallare una voce, perché sta città e a speranze chi mai ci ha creduto e volesse cantare. Zitto zitto si mette a volare, dolce dolce si mette a cantare, un pensiero che senza ragione contento ci fa. E gira di sto mondo, qualche cosa sa da fare, e gira e foto che sta roba prima dopo da tornare. Ci sta chi muore e chi s'arrabba in un momento di libertà, in questo stadio che diventa azzurro e poi ci fa suonare. E le tende che niente tremare, cantammo sta vita e così se ne va, aspettando la speranza di mare, è sempre lontana e non si fa via. Io coraggio diventa paura, in un mondo che guerra si mette a cercare, e sto cielo che giorno per giorno azzurro si fa. Oh vita mia, oh cuore, e questo cuore. Napoli, 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 Napoli. Vi mettete un attimo ai lati? Sì. Allora, chiedo velocemente, senza peli sulla lingua, se date un attimo il microfono, Francesco, a Carmine, grazie. Un commento su questo brano, in modo, diciamo, live, per quello che avete ascoltato. Partiamo da Rachele. No, secondo me è fantastico. Non ci sono parole. Carmine Monturi. Stupendo, complimenti veramente. Silvio De Ferrara. Ma che dire, potranno toglierci tutto, ma a noi napoletani non potranno togliere mai l'arte. Questa è arte allo stato puro. Antonio Squitieri. I tre tenori, non c'è nulla da dire. Bruno Gaipa. Ti dico due parole, folklore ed eleganza non erano mai convissute, stasera sì. Perfetto, e allora ritorniamo qua in questo, credo Francesco, il microfono, Carmine se me lo ridà gentilmente, salutiamo, ma soprattutto questi commenti fanno piacere, devo dire anche su Facebook tantissimi commenti. Sì, noi volevamo anche ringraziare te che ci hai dato la possibilità e la fiducia innanzitutto per questa bella cosa che è venuta fuori. Io vi ringrazio, ma ci rivedremo sicuramente qui, come pure in altre trasmissioni. Vedi Bruno Gaipa, perché, come dicevano i nostri amici, qui è arte pura. Grazie a voi. Grazie. Le note di Napoli, Roberto, Bruno e Francesco, grazie mille.